Parlando di amministrative, qual è l'immagine di Conegliano che ha per i prossimi 10 anni? Qual è l'immagine del futuro della città? Ma intanto bisogna che ci diciamo anche quelli che sono le cose positive e i punti di forza che abbiamo. Abbiamo, di là del momento di crisi profonda che io spero possiamo superare presto, abbiamo comunque un tessuto imprenditoriale che è sempre molto vivo, al passo coi tempi, quindi sono tutti elementi questi di grande fiducia per il futuro. Io credo che serva un cambio di mentalità. Servono persone che sviluppano idee innovative e questo si realizza soltanto con l'ascolto di tante persone. Invece veniamo da anni in cui abbiamo riproposto idee troppo tradizionali, ma tradizionali nel senso deterioro del termine. Riproposte così ascoltando i soliti noti più o meno ritenuti più o meno influenti in città. Questo quindi è un cambio di mentalità che ci deve essere assolutamente nei prossimi anni. Sotto questo punto di vista, ripeto, non c'è l'invenzione da trovare o il colpo di scena o il colpo di teatro da inventare. C'è un lavoro quotidiano in amministrazione per mettere nelle condizioni i cittadini, le imprese, di fare quello che sanno fare molto bene. Allora, la trasformazione è in atto, c'è un'evoluzione, diciamo, la vocazione a servizi della città è una vocazione ormai consolidata, certamente anche questo momento di pandemia ha messo in discussione modelli, diciamo così, ormai consolidati e tradizionali dal punto di vista delle modalità di lavoro, dal punto di vista delle modalità di rapporto con le persone, con i soggetti, anche dal punto di vista economico. E quindi bisogna sapersi proiettare almeno ai 20 anni. Certamente quale sarà la città dei prossimi 20 anni? Deve essere una città più slow, una città un po' più lenta, meno frenetica, una città che sa valorizzare quelle componenti che magari nel passato non si sono valorizzate in maniera adeguata perché non era ancora maturo il tempo. Penso all'aspetto dell'accoglienza, per esempio. La partita dell'UNESCO è un'opportunità significativa che secondo me va colta perché ci sono tantissime potenzialità diciamo, e caratteristiche di questi luoghi che non sono sufficientemente conosciute. Ad esempio alle mie spalle in questo momento c'è un picchio e credo che sia difficile immaginare in un centro città di Conegliano una cosa del genere, in realtà esiste. La città di fra 10 anni dovrà essere una città che ha recuperato e diciamo consolidato la sua identità. Siamo di fronte a sfide importanti per quanto riguarda il territorio della nostra regione. Il completamento della Pedemontana modificherà completamente anche i movimenti, non è distante né nel tempo né dal punto di vista diciamo della distanza fisica questo avvenimento, la realizzazione di questa importante infrastruttura. Conegliano ha vissuto in questi anni anche un momento felice in virtù del fatto che aveva le vie di comunicazione che la mettevano immediatamente in comunicazione col nord, sud, est e ovest con estrema facilità, un po' meno con l'ovest perché mancava la Pedemontana. La realizzazione della Pedemontana indubbiamente cambia un po' gli equilibri e bisognerà fare in modo che chi avrà responsabilità da adesso in avanti, soprattutto ora che siamo al dunque, abbia la capacità di decifrarne diciamo, la portata. Beh, innanzitutto abbiamo vinto una grande sfida che è stata la sfida per diventare patrimonio dell'UNESCO. Questo è stato fondamentale perché ci ha aperto la possibilità di avere di fronte delle grandi opportunità, delle grandi sfide che non possiamo assolutamente perdere ma che dobbiamo cogliere a piene mani. Ripeto, purtroppo l'ultimo anno di pandemia ha proprio coinciso con l'anno che doveva essere l'anno della ribalta del nostro meraviglioso territorio di Conegliano Val d'Obbiadene, ma questo non ha fatto che posticipare l'intenzione che avevamo.
Dobbiamo lavorare molto sull'accoglienza. Per il nostro è un territorio ricco, come ho detto prima, da un punto di vista imprenditoriale, ma è un territorio anche dalle grandissime caratteristiche di accoglienza e di bellezza paesaggistica. Qui dobbiamo fare un passo in avanti, dobbiamo riuscire a fare sintesi, dobbiamo riuscire a mettere insieme tutte le forze positive. Molti albergatori, molti imprenditori in questo settore si stanno dando da fare. Speriamo che si possa ripartire quanto prima, perché il sistema coneglianese delle colline ha bisogno soprattutto di poter esprimersi, ripeto, per attirare un turista che è un turista sempre più esigente, un turista che vuole trovare luoghi di eccellenza, ma anche percorsi, per esempio, da poter fare a piedi, con la mobilità debole, con le biciclette elettriche, con tutto quello che ci permette di fare nuove tecnologie e sulle quali, ripeto, dobbiamo fare un passo avanti assolutamente.